Bentrovati cari amici amanti della cultura. Mancano pochi giorni allo spegnimento di molti editori locali, intorno ai 500. Editori che danno lavoro a circa 5.000 dipendenti, i quali a quanto sembra devono rimanere a casa perché non hanno il diritto, hanno il solo torto di lavorare per informare il territorio. È incredibile che in uno Stato fondato sul lavoro, con il popolo sovrano, come detta l'articolo 1 della Costituzione, venga negato il lavoro a chi svolge la propria attività per informare il popolo sovrano, che a quanto pare non ha il diritto di scegliere da quale organo di informazione del territorio deve essere informato. In virtù di quale principio costituzionale del pluralismo dell'informazione? A quanto pare anche l'articolo 21 della Costituzione o è stato abrogato o viene violato. Sarà certo d'aiuto l'ingresso in REA, nella nostra associazione in qualità di consulente economico e giuridico, del professor Antonino Galloni, che si è unito a noi nella difesa delle emittenti locali e della libertà di informazione per il bene della democrazia del nostro Paese, fondata su una Repubblica costituzionale. Se qualcuno avesse piacere di contribuire a difendere il nostro lavoro svolto in questi decenni per creare l'informazione, la cultura dell'informazione al territorio, la Costituzione e la democrazia, può ancora firmare la petizione lanciata dall'AREA, l'Associazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali dei paesi dell'Unione Europea, per salvare le nostre radio e televisioni locali. www.reasat.eu. Arrivate subito. E passiamo ora alla nostra terza pagina. Siamo all'Auditorium Mario del Monaco della città di Villorba, municipalità sensibile come poco alla cultura, che comunque ci ha permesso, anche in assenza di pubblico, di realizzare, come da 7 anni a questa parte, i concerti d'inverno. E ospiti per questa nostra produzione uno splendido quintetto d'archi con pianoforte, il Giorgione, composto da Silvia Tessari, appunto al pianoforte, Miriam Daldon primo violino, Mattia Tonon secondo violino, Luca Volpato alla viola e Andrea Bellato al violoncello. Saranno interpreti di un programma superlativo. Inizieranno con Luigi Boccherini, se non il primo ad essere considerato virtuoso del violoncello, di certo tra i primi che la storia della musica ricordi, anche per la sua geniale opera innovatrice della tecnica di questo prestigioso strumento. È lo storico componente della prima formazione in quartetto mai conosciuta: Nardini e Manfredi, violinisti, Cambini, violista, e Boccherini, il quale è anche ben noto per essere il creatore del primo quintetto in versione moderna. Un mito considerato l'ultimo erede del Settecento strumentale italiano e il vero precursore di quello che è poi divenuto il romanticismo. Se ci è permesso un sorriso, di lui permane un dilemma. È stato il grande lucchese di Spagna o il grande spagnolo di Lucca? Giusto appunto per sorridere e dare il senso dell'immensità di questo nostro grande musicista. Ebbene, di Boccherini ascolteremo il quintetto numero 12 in Do maggiore per pianoforte e archi, opera 57 numero 6 G418, nei tempi allegretto, un poco presto, marcia, lento, utilizza la marcia notturna delle strade di Madrid, dal quinto movimento del quintetto opera 30 numero 6 G324, e Polonaise, allegretto. A seguire la poesia in musica di Robert Schumann, forse il primo compositore a favorire una concezione rivoluzionaria, quella di portare la musica per pianoforte e archi in una simbiosi mai prima riscontrata, se non per i soli archi. Nel quintetto opera 44
si inizia a percepire un'idea della scrittura, se si può dire, sinfonica, con intonazione più alta, oseremmo dire volta a quel idealismo romantico sviluppato bene poi da Brahms. Ascoltiamo quindi di Robert Schumann il quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 44, nei tempi allegro brillante, in modo d'una marcia, un poco largamente Mi bemolle maggiore, agitato in Fa maggiore, scherzo molto vivace, trio primo et secondo in Mi bemolle maggiore, allegro ma non troppo in Do minore, Mi bemolle maggiore. Prima del concerto Andrea Bellato, il violoncellista del quintetto Giorgione, mi aveva confidato che gli sarebbe piaciuto dedicare questo concerto ad una persona di famiglia a lui particolarmente cara. Ascoltando il quintetto durante la registrazione mi ha colpito la bellezza del primo tempo, l'allegro brillante, un delicato susseguirsi di alternanze e al tempo stesso una dinamica che mi ha fatto pensare agli umori cangianti dello scorrere della vita. A mio modesto modo di vedere, ideale per un tenero, discreto pensiero fatto in musica ad una persona cara e sempre e comunque presente. Credo che a noi tutti faccia piacere fermarsi un attimo e volgere un importante pensiero a chi abbiamo amato e continuiamo ad amare. La cultura deve servire anche a questo. Ebbene, dal quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 44 di Robert Schumann, l'allegro brillante come bis, dedicato a chi noi sappiamo. Buon ascolto e a dopo.
Credo sia stata una bella serata, meravigliosa, non bella, musica stupenda. Robert Schumann, Luigi Boccherini ci hanno accompagnato in un sogno fatto in musica. Bene, grazie. L'appuntamento è per la settimana prossima, il 5, sabato 5, saremo in presenza, ritorniamo in presenza grazie alla concessione e al piacere che ha avuto l'amministrazione comunale di Villorba, il sindaco Francesco Soligo e l'assessore alla cultura Eleonora Rosso in prima persona, che hanno voluto incontrare anche il loro pubblico, i loro compaesani. Da 7 anni stanno facendo davvero un gran bel lavoro per la cultura. Un esempio un po' per tutti. Permettetemi di ringraziarli e di ringraziare voi. E mi raccomando, pare che ci siamo, speriamo. Teniamo duro, ricordiamoci, non dimentichiamoci mai di andare a fare la spesa nei nostri negozi di prossimità, che sono tra l'altro quelli che a volte ci portano a casa la spesa, una comodità unica. Prodotti della nostra terra, nei negozi acquistate, lavoro dei nostri dipendenti, aiutiamo la nostra economia, aiutiamo chi crede nel lavoro e crede nel risparmio. Bene, ho detto tutto, grazie e alla prossima.